Immagini che scorrono davanti ai nostri occhi non sono semplici statistiche. Raccontano una trasformazione silenziosa, ma epocale. L'ampia base di giovani in Italia sosteneva facilmente un gruppo più ristretto di anziani, ma proiettando i dati al 2050, quella parte superiore si espande enormemente. La fascia demografica degli over 65 è destinata a raggiungere quasi il 35%, invertendo completamente la struttura tradizionale. Queste proiezioni sono già realtà in Friuli Venezia Giulia. I dati regionali superano di gran lunga la media nazionale, con la popolazione over 65 che raggiunge il 27%. All'interno di questi numeri si nasconde un punto critico: l'11% di questi anziani vive completamente da solo. Ma l'invecchiamento non è una malattia, né un'emergenza da arginare con politiche difensive. Da questa consapevolezza nasce il progetto AGE, un piano nazionale promosso da UISP e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La sfida è attuare un vero e proprio cambio di paradigma. Smettere di guardare alla terza età come a un costo sanitario, per considerarla finalmente come una straordinaria risorsa sociale ed economica. Quando sentiamo la parola sport, di solito immaginiamo atleti competitivi o palestre piene di ventenni. Il progetto ETA scarta quella definizione incentrata sui giovani. Al contrario, l'attività fisica viene trattata come uno strumento medico preventivo. Il movimento strutturato mantiene l'autonomia fisica, ritardando attivamente le patologie croniche. Allo stesso tempo agisce come un meccanismo sociale. Il movimento di gruppo spezza il ciclo dell'isolamento, reinserendo le persone in una comunità connessa. La sfida è attuare un vero e proprio cambio di paradigma. Smettere di guardare alla terza età come a un costo sanitario, per considerarla finalmente come una straordinaria risorsa sociale ed economica, valorizzando lo sport come una fondamentale infrastruttura sociale di prossimità. Ma come si traduce questa visione in politiche concrete per il territorio? Lo chiediamo a Sara Vito, presidente di WISP Friuli Venezia Giulia. Sì, stiamo proseguendo in un percorso virtuoso con questi progetti sostenuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ci ha permesso di conseguire sia col precedente progetto Transport, sia con l'avvio oggi a Gorizia del progetto AIDS, un serio rilancio di una rete di collaborazione insieme ai tanti portatori di interessi. Quindi WISP, che promuove il benessere delle comunità attraverso la promozione dell'attività fisica, oggi rilancia una rete collaborativa insieme in particolare alla pubblica amministrazione, quindi ai comuni che interverranno, ma anche all'azienda sanitaria, alla direzione salute, per iniziare a coorganizzare e coprogettare una programmazione seria in favore della terza età. Già chiaramente le istituzioni fanno al meglio per il loro ruolo, noi come ente del terzo settore, che in particolare cerca di promuovere appunto il benessere delle persone, soprattutto delle persone più anziane, attraverso lo sport per tutti, vuole mettersi a disposizione in modo che ci sia sempre più pianificazione e programmazione. Questa è la forza anche di un lavoro di squadra che bisogna assolutamente fare a tutti i livelli. I problemi sono concreti, la popolazione invecchia e dedicarsi appunto con delle iniziative che cercano in qualche modo di contrastare le problematiche della terza età è sicuramente un obiettivo importante. Due in particolare vediamo sono delle priorità. La prima è quella di contrastare le patologie croniche, ecco perché anche la pratica sportiva con le palestre all'aperto, la ginnastica dolce, le mille cose che si possono realizzare ha delle risposte, porta a dei benefici, delle risposte concrete, ma l'altra questione molto presente che vediamo è quella della solitudine. Quindi il contrasto della solitudine e il favorire la socialità delle iniziative ha sicuramente delle ripercussioni molto positive anche in termini di un benessere psicofisico che è alla base appunto di un buono stato di salute. Oggi grazie anche alla collaborazione con il Comitato Territoriale di Gorizia riprendiamo questa progettualità per arrivare alla fine del progetto a una vera e propria proposta di piani locali AGE, quindi un insieme di proposte e di azioni che ci auguriamo di poter riuscire a realizzare in stretta collaborazione con appunto i portatori di interesse che hanno deciso di partecipare al progetto e che ringrazio fin d'ora per la collaborazione e l'attenzione che ci stanno dando. È da questa progettazione partecipata che prendono vita le prime azioni pilota sul territorio goriziano. Da un lato gli spazi d'argento, che trasformano parchi, cortili condominiali e piazze in palestre a cielo aperto a zero distanza,
per combattere la solitudine e promuovere il movimento. Dall'altro, il turismo age. Itinerari lenti che uniscono il cammino attivo alla riscoperta culturale e nutrizionale del territorio. A guidare questa operazione sul campo c'è il Comitato Territoriale di Gorizia. Ascoltiamo il presidente Enzo Dall'Osto. Questo progetto AGE faremo anche come Comitato di Gorizia, insieme ad altri comitati di tutta Italia ovviamente, due attività, due azioni pilota. Una è praticamente legata al turismo sociale, turismo AGE, e l'altra, diciamo, attività legate alla promozione degli spazi che solitamente non vengono utilizzati. E in particolare come si realizzano questi? Quello degli spazi non utilizzati prevede di uscire dalle palestre, dei posti classici per fare attività in luoghi inediti, diciamo, anche per socializzare, immagino. Esattamente, facciamo queste attività che sono praticamente recuperare aree, insomma, che si va da aree, diciamo, spazi verdi, parchi normalmente non utilizzati per queste attività, ma fino ad arrivare anche ai centri commerciali, se questo sarà possibile, o diciamo parcheggi che si rendono disponibili in questa stagione, piuttosto che aree condominiali. Vorremmo coinvolgere l'ATERS in questa materia, per mettere in condizione quindi le persone anche di vicinanza, no? Quindi poter fare le attività vicine a casa, come stiamo facendo adesso con un palestra all'aperto sponsorizzato dal Comune di Gorizia. E il turismo age prevede anche di fare socialità, di avere dei posti nuovi. Esatto, anche col turismo age abbiamo la possibilità di fare alcune uscite, pensavamo in qualche modo di stimolare ancora il filone, insomma, delle attività storiche, segni della memoria del nostro territorio, anche della guerra fredda, ma anche attività legate a cose che normalmente si pensa non si possono utilizzare, come le cave di Auresina, ecco, quindi delle gite sociali che vanno in qualche modo, va coinvolto l'anziano dai 65 anni in su, con attività motorie, quindi la passeggiata e alla fine anche il momento di socializzazione. La bontà di questo percorso non si misura solo nei sorrisi, ma si fonda su solide evidenze cliniche. Gli studi condotti dalle università partner, monitorando i partecipanti con il Senior Fitness Test, parlano chiaro. Bastano pochi mesi di attività fisica adattata costante per registrare miglioramenti straordinari nella forza degli arti superiori e inferiori, nell'equilibrio dinamico e nella capacità aerobica. È la scienza a confermarlo. Camminare con regolarità e allenare la forza previene la fragilità, contrasta l'inappetenza e restituisce piena autonomia alla vita quotidiana delle persone. E per non lasciare indietro nessuno, la strategia AGE abbatte anche le barriere economiche, offrendo voucher da 150 euro alle persone over 65 più fragili per accedere gratuitamente alle attività. Perché progettare città e comunità a misura di anziano significa in realtà disegnare un futuro più accogliente, sostenibile e felice per tutte le generazioni. Il progetto AGE è qui per ricordarcelo. Muoversi insieme non serve solo a dare più anni alla vita, ma a dare più vita agli anni.